Sono stato in un luogo incredibile. Ah, dove? Dimmi. Allora, hai presente la laguna veneziana? Beh, sì. Ha un inizio e una fine. Sì. Ecco, l'inizio della laguna veneziana è il Polesine Veneto. Anche se Polesine. Proprio quella linea di demarcazione tra il Polesine emiliano e quello veneto, tra la provincia di Rovigo e quella di Ferrara. Anche perché Ferrara dov'è? Beh, Ferrara è Emilia Romagna. No, è Romagna o Emilia o è Veneto? Lo so. Ferrara è difficile da cercare. Geograficamente è Emilia. Sì. Ed è proprio al confine, però è molto vicina alla Romagna, che sale, no? A Ravenna, e anche vicino poi a tutta la laguna veneta. Sì. È una terra che non sai di chi sia. È come tutte le terre di mezzo. Vedi. La terra dell'acqua. Sì. È una terra dove la percezione è di una sola dimensione, quella orizzontale. È vero. Non ne esistono altre. Sì. Anche perché tu ti giri a destra e l'orizzonte è lontanissimo, a sinistra idem. Da una parte, dall'altra, dietro e avanti, l'orizzonte è sempre una linea alla fine del riquadro. Non ci sono montagne, non ci sono, tutto piatto, non ci sono grandi comunque agglomerati urbani che inficiano la possibilità di guardare oltre. È come se fosse un mare a scacchi di terra e acqua. Una terra incredibile, un luogo che mi ha colpito molto, dove l'umidità è praticamente il 100% e qualche zanzarina, ma soprattutto questa umidità che fa percepire il caldo in maniera superlativa e il freddo che ti penetra nelle ossa. Poi mi ha lasciato con questo retrogusto amaro nella gola, soprattutto nei polmoni, ma anche un po' in quella sensazione che ti porti a casa, detta magon. Si dice così in dialetto proprio. Bisognerebbe dirlo con la O chiusa. Magon. Proprio così, magon della laguna, della palude. Il magone in italiano. Diciamo. Però lì si dice magon della palude. È un posto surreale, cioè tu non riesci a capire se è bellissimo o se è terrificante, se è un luogo dove vorresti andarci a vivere per sempre o scappare tutta la vita. Quelli che abitano lì e che io ho soprannominato gente di palude, ma io non voglio dirlo con un'accezione negativa. Certo. La gente di palude vive sperando di andarsene, però poi quando si allontana vive con la memoria e con il rimpianto e vorrebbe ritornare.